Benvenuti al nido comunale del Comune di Vittorio Veneto. Verrete ora introdotti in un luogo accogliente, sicuro, perché abbiamo attivato anche tutte le misure precauzionali per evitare la diffusione del virus e per la sicurezza dei bambini, delle famiglie e delle nostre operatrici ed educatrici. L'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ritiene il nido un servizio essenziale a favore della famiglia e quindi vi ha investito e continua ad investire sia in termini di qualità, sia in termini di formazione del personale e anche di messa a norma dello stabile, come vedrete ora. Qui voi potrete affidare i vostri bambini ad educatrici preparate, formate e soprattutto innamorate del loro lavoro. Questo a garanzia del fatto che voi potrete affidare loro i vostri bambini e le vostre bambine sapendo che gli stessi cresceranno in un ambiente sicuro, con persone capaci di accompagnarli nel loro percorso di crescita psicofisica. Vi aspettiamo quindi all'interno del nido di Vittorio Veneto perché possiate vedere di persona come qui i vostri bambini e le vostre bambine potranno crescere in sicurezza. Benvenuti a tutti, io sono Marta, un'educatrice dell'asilo nido comunale di Vittorio Veneto. Oggi io e le mie colleghe vi conduciamo a fare un piccolo viaggio virtuale nel nostro nido. L'asilo nido comunale di Vittorio Veneto è situato nella zona di Ceneda Bassa in un contesto residenziale tranquillo e lontano dal traffico. Il nostro nido accoglie fino a 60 bambini divisi in due sezioni. La sezione dei lattanti accoglie fino a 20 bambini e qui il rapporto educatrice-bambini è di 1 a 6, mentre nella sezione dei semidivezzi e divezzi accogliamo 40 bambini, divisi in 5 gruppi, ognuno formato da 8 bambini con la propria educatrice di riferimento. Ora vi portiamo a fare una piccola passeggiata nei nostri spazi. Sono Alessia, sono un'educatrice dell'asilo comunale di Vittorio Veneto. Il nostro tour inizia facendo il nostro ingresso nella sezione dei piccolini. Il salone si presenta ampio e luminoso ed è strutturato in centri e angoli di interesse. La costante è la presenza di un angolo morbido dove i più piccolini possono essere coccolati, giocando con il cestino dei tesori oppure con materiali destrutturati. All'interno del salone vi è una stanza, chiamata stanza laboratorio, dove anche i più piccolini possono partecipare a giochi pasticciosi. La stanza della nanna è composta da varie culle, dove i bambini riposano sia la mattina che al pomeriggio, a seconda delle necessità e dell'età dei bambini. Il bagno nella sezione dei piccoli è composto con 2 fasciatoi confortevoli e adeguati al cambio, dei lavandini e dei vasetti a misura. La stanza della pappa è composta da seggioloni e tavolini a semicerchio adeguati all'età dei bambini, in maniera che ogni educatrice possa avere il controllo diretto sui bambini e favorire loro l'autonomia nell'alimentazione. Troviamo un ampio e luminoso salone dal quale si può accedere direttamente anche al giardino. Infatti ci sono diverse uscite che permettono ai bambini di uscire nell'area esterna del nido. In salone sono presenti macrostrutture come il ponte di legno, il castello con lo scivolo che permettono giochi di tipo motorio, ci sono i cavallini per saltare, le palle per la grande motricità, oltre che a tanti altri materiali che vengono proposti ai bambini o che i bambini stessi scelgono per giocare. Dal salone possiamo accedere alla stanza della nanna, dove troviamo i 40 lettini montessoriani, uno per ogni bambino, e troviamo anche i servizi muniti appunto di fasciatoio, di vasetti e di lavandini bassi per permettere l'autonomia, per imparare i bambini a fare da soli,
che permettono anche tanti giochi di tipo laboratoriale con l'acqua, soprattutto nella bella stagione. Per i bambini grandi abbiamo anche una stanza della pappa dedicata, quindi una bella sala da pranzo che accede direttamente ai locali della cucina. E a questo proposito vogliamo sottolineare che nel nostro nido funziona una cucina interna dove la cuoca Alessandra giornalmente prepara i pasti per i bambini seguendo dei menù stagionali stabiliti da una dietista, e questo permette di personalizzare le diete a seconda delle necessità o dei bisogni del bambino, ad esempio in caso di allergie piuttosto che intolleranze alimentari o ancor di più nel delicato momento dello svezzamento. Ci sono altre stanze, altre aulette che fanno parte appunto della sezione dei grandi. Abbiamo ad esempio la stanza della piscina delle palline con i moduli per la psicomotricità. Abbiamo la stanza per le attività espressive che noi chiamiamo stanza pittura, che si presta anche ad attività di manipolazione. E poi abbiamo la stanza che noi chiamiamo affettuosamente cucinetta, dove prevale il gioco di tipo simbolico, dove i bambini imparano o fanno finta di fare la pappa come la mamma, la spesa al supermercato, e si presta anche a tanti altri tipi di attività. Ci sono molti altri angoli nel salone piuttosto che in altri spazi del nido che, a seconda di quelle che sono le esigenze e le proposte che le educatrici pensano per i bambini, vengono adattate a seconda delle attività che vogliono essere proposte ai vari gruppi. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giorgia, un'educatrice del servizio. Il nostro nido dispone di un ampio giardino, ampio quasi 2300 metri quadrati, accessibile ai bambini in maniera agevole da vari punti della struttura. Questo spazio viene utilizzato in tutto il periodo dell'anno, in quanto le uscite in giardino rappresentano per i bambini non solo occasioni per giocare all'aria aperta con i giochi prestrutturati, quali per esempio gli scivoli, le casette, i treni, le altalene, la sabbiera, le biciclette o i tricicli, ma anche opportunità di scoperta, di ricerca, di esplorazione e di conoscenza diretta. Nel nostro asilo nido c'è anche la figura professionale della psicopedagogista. La coordinatrice pedagogica è di supporto a tutto il team delle educatrici nella stesura e nella realizzazione della programmazione didattica. È disponibile e per i genitori con eventuali incontri tematici o anche incontri individuali richiesti dai genitori stessi, ed inoltre è di supervisione e osservazione dei bambini durante le attività che svolgiamo al nido. Come gruppo nido organizziamo anche degli incontri rivolti alle famiglie, ad esempio i laboratori creativi che mamma e papà possono venire a fare insieme ai loro bambini, la castagnata con i nonni, o ancora la festa di Natale, la festa di fine anno. E in passato abbiamo organizzato sia per le famiglie dei bambini utenti ma anche per le famiglie del territorio degli incontri tematici sempre rivolti ai genitori di bambini nella primissima infanzia. Vi aspettiamo, venite a vedere con i vostri occhi il nostro bellissimo asilo.